Vaccini aprono nuovi slot contemporaneamente, le prime farmacie iniziano a vaccinare, lo ha annunciato oggi il presidente Zaia in diretta su Antenna 3. La variante Delta al campus estivo di Mauro Bergamasco costringe il campione di rugby a chiudere in anticipo le attività per i ragazzi. Abbiamo raggiunto al telefono lo sportivo che sta passando a casa la quarantena. 2 nuovi cluster di variante Delta isolati nel Padovano. Si tratta di persone di rientro dall'estero. Attenzione massima da parte dell'ULSS. Tragedia mercoledì sera a Padova, lungo la strada statale all'altezza di Chiesa Nuova. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita schiantandosi con la moto contro un furgone. Processo inquinamento da FAS, prima udienza in tribunale a Vicenza, 90 le nuove parti civili che si sono costituite, prossima udienza a settembre. È giallo per il ritrovamento di un cadavere che galleggiava in laguna a Venezia. Questa mattina si tratta di una signora anziana dell'isola della Giudecca. Caso ABB, i sindacati hanno proclamato 4 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti d'Italia mentre prosegue lo sciopero d'oltranza a Marostica. Buonasera, ben ritrovati. L'informazione che arriva dal Veneto ci racconta che con oggi si partirà per la campagna vaccinale anche con le farmacie. Lo ha annunciato oggi in diretta proprio su Antenna 3 il presidente della regione del Veneto Luca Zaia. Moderna e poi Johnson & Johnson, questi sieri che potranno essere inoculati, e poi c'è l'apertura di nuovi slot anche se continuano a mancare i vaccini, e oggi è il giorno del debutto del Green Pass. Tutti i cittadini che abbiano ancora necessità di essere vaccinati, hanno qualche difficoltà, si rivolgano a una farmacia. Ripeto, le farmacie da questo momento, da qualche giorno, possono vaccinare a tutte le età utilizzando 2 vaccini, Johnson & Johnson e Moderna, in base alla fascia d'età. Chiamate al telefono le farmacie che conoscete. Disponibile il siero Johnson & Johnson per chi ha più di 60 anni, Moderna per gli under 60 in farmacia. Da oggi, dopo essersi accertati dell'adesione alla campagna vaccinale della farmacia scelta, si potrà prenotare l'iniezione anche lì. Parallelamente la regione aprirà nuovi slot sul portale. Ma adesso, avendo un po' di proiezione di quello che arriverà come vaccini, sono sempre pochi, noi comunque apriremo ulteriori slot. Vi ricordo che ad oggi noi abbiamo le prenotazioni fino al 4 di agosto in agenda. Li apriremo da post 4 agosto, penso da lunedì o martedì. Nel primo giorno di operatività del Green Pass i dati sul Covid in Veneto sono buoni. Sono 17 le persone ricoverate in terapia intensiva, 247 quelle in reparto per Covid, circa 30 per ULSS, 0 morti nelle ultime 24 ore, incidenza sotto le 10 unità. Il trend positivo è confermato. La regione affina il piano di sanità pubblica che porterà il contact tracing negli eventi dell'estate nei centri estivi. Oggi nell'incontro con le ULSS del Veneto è stato predisposto il piano. L'incontro è servito anche per fare il punto sulle forniture di vaccini. Ancora troppo poche. Debutto oggi per il Green Pass, da sempre caldeggiato dal presidente Luca Zaia, che fin dall'inizio aveva ritenuto che fosse un passaporto vaccinale il punto di partenza per la ripresa in Veneto e un ritorno alla normalità. A casa nostra magari non pretendiamo che uno entri col Green Pass, ma se vai al cinema, vai in un centro congressi, vai in un villaggio vacanze, vai da qualche parte in giro per il mondo, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il Green Pass, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il tampone se sali su un aereo, c'è chi ha il diritto di chiederti un test se vai a prendere un treno Covid free. Allora io penso che il Green Pass sia assolutamente doveroso averlo, spero che non ci siano grosse difficoltà a scaricarlo. Avete sentito dunque il contact tracing nelle scuole ma anche nei centri estivi. Intanto il campus a Isola Verde, quello di Mauro Bergamasco, costringe il campione di rugby a chiudere dopo i contagi da variante Delta. Ad oggi non c'è nessun sintomo, diciamo, tra i negativi. Parla al telefono dalla sua casa sui Colli Ugani, dove sta concludendo il periodo di quarantena dopo il focolaio di variante Delta che ha colpito il suo campus per ragazzi. Il campione di rugby Mauro Bergamasco conferma che al momento i contagi sono fermi a 10 ragazzi e 4 membri dello staff. Tuttavia conferma anche la decisione sofferta ma presa con il solo scopo di tutelare i ragazzi e le famiglie in questo momento delicato di annullare il campus estivo di Isola Verde. L'ultima settimana di attività era prevista dal 4 al 10 luglio, ma alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi il gruppo ha deciso di sospendere le attività presso il villaggio Isamar.
La variabilità della variante, in questo caso, che ha colpito parte dei partecipanti del campus, è qualcosa che è di difficile controllo ed è in studio in questo momento, quindi proprio per rispettare questo tipo di principi del rispetto della persona e anche della salute della persona soprattutto, abbiamo pensato che era meglio annullare anche l'ultima settimana, cominciando già a progettare nuove proposte per il fine stagione estivo. Dunque continua la quarantena per i partecipanti e per tutto lo staff. Nonostante siano stati rispettati tutti i protocolli, la variante Delta ha contagiato dei bambini. Tutto è iniziato quando uno dei piccoli ha accusato un forte mal di testa. Si era pensato anche in comune accordo con i genitori che potesse essere un colpo di caldo. Invece, per fortuna, nel nostro protocollo ci sono le misurazioni di temperatura 3 volte al giorno, in 3 momenti differenti, e questo ovviamente ha dato in tempo molto veloce e tempestivo, ha dato in maniera molto tempestiva la risposta di un'alterazione di temperatura, la quale ovviamente ha incrementato l'allarme. L'annullamento della settimana in corso ha permesso di contenere i casi, ma per evitare altri rischi è stato deciso di annullare anche l'ultima settimana dedicata agli under 15 e agli under 12. Ora a Padova con 2 nuovi cluster di variante Delta che sono stati isolati. Vediamo. 2 nuovi cluster di variante Delta si sono registrati nel Padovano. Si tratta di 3 lavoratori rientrati dall'Uzbekistan il 24 giugno e che sono risultati positivi. Nelle scorse ore si è svolta l'ispezione dello Spisa nell'azienda di San Giorgio in Bosco, in cui lavorano, per il tracciamento dei contatti e le dovute verifiche. A Tagidi Sotto, frazione di Villafranca Padovana, un'operatrice di un centro estivo è risultata positiva alla variante Delta dopo essere tornata dalla Spagna. Positiva anche la bimba con disabilità da lei seguita. Operatrice e bambina non hanno avuto nessun contatto con il resto del gruppo del centro estivo e tutte le loro attività si sono svolte all'aperto e sempre separate. Alla luce di questi ultimi 2 cluster che riguardano persone rientrate dall'estero, l'USL ricorda la possibilità di effettuare il tampone gratis al momento del ritorno. In attesa degli esiti dei test non ci sono invece nuovi casi di variante Delta del cluster collegato alla 49enne ricoverata in azienda ospedaliera, casi associati ai centri estivi di Padova Nuoto e San Paolo. L'USL ha in programma un'ulteriore tornata di 708 tamponi a personale e utenti. Infine il cluster di variante Gamma brasiliana del condominio dell'Arcella abitato da cittadini del Bangladesh rimane a 9, più ulteriori 3 contatti collegati. Il 5 luglio ci sarà una nuova tornata di tamponi per tutti i residenti. E su campus e nuove varianti del virus, oggi si è espresso anche il professor Crisanti a margine di una conferenza stampa all'Università di Padova. Lo ascoltiamo. Con le vaccinazioni stiamo andando bene, no? Mi pare che siamo allineati con quello che sta accadendo nel resto d'Europa, Francia, Germania, Spagna, quindi per una volta non siamo peggio degli altri. Per quanto riguarda le varianti di cui si parla tanto, è chiaro che questo è un fenomeno che va controllato e monitorato e se nel caso emergessero varianti che ulteriormente sono in grado di resistere alla protezione indotta dai vaccini, è chiaro che bisogna agire con misure drastiche. Nel caso si dovessero manifestare varianti più aggressive di questa indiana, bisogna immediatamente confinare evidentemente le aree dove queste si manifestano per impedire che si diffondano. La strada ce l'hanno fatto vedere. Guardi, questo sta succedendo a Sydney, dove 40 casi hanno bloccato mezza città. Perché? Perché il costo di far diffondere la variante è estremamente molto più elevato di permettere al mezzo quartiere di Sydney di continuare le attività economiche. Una domanda sul camp estivo di Isola Verde colpito da variante Delta. Forse è stato commesso qualche errore? Ma non è che sono stati fatti errori. Se la variante Delta doveva essere bloccata 2 mesi fa, è chiaro che non sono state messe in campo misure per bloccarla. Gli errori non è che ci sono errori, ci sono state prese delle decisioni che di fatto favoriscono la diffusione del virus. Adesso quello che dobbiamo fare è cercare di vaccinare più persone possibili, perché si è visto che la vaccinazione ha un impatto importante, perché in Inghilterra c'ha 26.000 casi al giorno e c'ha fortunatamente un numero di ricoveri e di decessi e di casi gravi relativamente basso, considerando appunto l'incidenza. Quindi la cosa però che preoccupa è che il virus ha fatto un piccolo passo avanti, cioè è in grado di infettare persone che hanno fatto la prima dose.
e quindi sicuramente permettere la circolazione di questa variante di fatto gli diamo una possibilità per fare un ulteriore passo avanti, che è quella poi di essere totalmente resistenti ai vaccini. Quindi noi fortunatamente in Italia stiamo in una situazione ancora di bassi livelli di trasmissione, sicuramente anche dovuta al clima. In Inghilterra ci stanno in media 20 gradi di meno che in Italia, insomma, quindi sicuramente questo pure favorisce, però ecco, non è che dobbiamo pensare, come ha detto d'altronde Draghi, che è tutto finito. Non è tutto finito. Allora, avviata da oggi nella nostra regione la vaccinazione nelle farmacie, lo ha annunciato il presidente Zaia, non tutte vi hanno aderito, non tutte sono pronte. Vediamo. Sulla carta, almeno stando al calendario regionale, l'inizio vaccinazione in farmacia è da oggi. In realtà, per più di qualche farmacia si protrae di qualche giorno. Come sta andando? Stamattina si inizia a vaccinare? Non ancora, siamo pronti, ci sono già le regole chiare, però abbiamo pensato di appunto prenderci un pochino di giorni per impostare il servizio in totale sicurezza. Nel frattempo si fanno tamponi, hanno iniziato a viaggiare, per cui c'è l'esigenza del tampone. Quindi con il passaporto, e c'è un modulo prestampato già? Certamente, noi stampiamo un modulo della regione che rilasciamo alle persone, poi c'è la possibilità anche di stampare il QR code e quindi il certificato, il green verde per viaggiare. Quindi insomma un po' liberi tutti anche con il tampone, soprattutto per chi va all'estero. Per chi va all'estero, per chi rimane, che magari ha concorsi a matrimoni o anche impegni di questo tipo. Quindi avete visto un aumento di tamponi? In questi giorni ci sono parecchie richieste, sì. Le farmacie aderenti al servizio di vaccinazione nella provincia di Padova sono 55 su 280, di cui 10 in centro città. E oggi è anche la giornata del Green Pass, debutto per lui. Andiamo a Bassano del Grappa, abbiamo intervistato i bassanesi per capire se l'hanno scaricato e lo useranno. Sì, io abito all'estero, perciò sì. Ah, quindi dove abita, se posso chiedere? Berlino. Ha dovuto usare il Green Pass per venire qui? Sì. E com'è stato? Tranquillo, tranquillissimo. Molto tranquillo. Quindi quest'estate ritornate in Germania o rimarrete in Italia? Ritorno tra una settimana. E lei cosa farà? Io sono di qua, non mi muovo io, sto qua. No, sono già andato in viaggio anch'io su in Germania a trovarla già un paio di settimane fa, tranquillo, sempre col Green Pass. Lei che cosa farà? Viaggio. Dove andrà di bello? In Francia. Utilizzerà il Green Pass? Sì, l'ho già scaricato. L'ho già scaricato, può viaggiare con il Green Pass, non è problema. Non abbiamo ancora in mente nulla in realtà. Non abbiamo una meta precisa dove andare, no, pensavo di stare comunque dentro il territorio ancora per il momento. Beh, montagna sarebbe un po' più l'ideale adesso come prototipo di vacanza. Se posso, sì, volentieri. E dove andrai? Ancora non ho deciso, però se posso dopo la vaccinazione volentieri lo farò, perché no, insomma. Preferisco l'Italia, rimanere in Italia, molto volentieri. Apriamo la pagina della cronaca, tragedia ieri sera, siamo a Padova, zona Chiesa Nuova, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in sella al suo scooter che è finito contro ad un furgone. Tragedia in via Chiesa Nuova a Padova alle 19:30 di ieri sera. Scontro tra una moto e un camion, a perdere la vita un ragazzo di 17 anni. Piergianni Cesarato era in sella alla sua Yamaha 125 quando si è scontrato contro un camioncino Fiat Scudo guidato da un 47enne risultato negativo all'alcol test, a cui di prassi è stata sequestrata la patente all'altezza di via Cesalpino. Nonostante i tempestivi soccorsi del SUAM per rianimarlo, il suo giovane cuore ha smesso di battere. Un rispettoso silenzio è caduto su via Chiesanuova, trafficatissima arteria padovana, rotto solo dalle urla di dolore del padre del giovane Nicola Cesarato, proprietario di un maglificio a Sarmeola di Rubano e molto conosciuto in città, subito accorso sul luogo del dramma. Piergianni aveva appena finito la scuola, il liceo scientifico Don Bosco, in via Camillo dell'Ellis ed era stato promosso a pieni voti in quarta superiore. Appassionato di sport e motori, il basket la sua grande passione che praticava con la Virtus Padova nella palestra di via dei Tadi. Figlio unico, descritto da amici ed educatori come un ragazzo studioso e con la testa sulle spalle. Non è ancora stata fissata la data del funerale.
A Vicenza con la prima udienza del processo per l'inquinamento da FAS, la prossima udienza poi sarà a settembre, vediamo. 1 luglio 2021 prende via in tribunale a Vicenza l'atteso processo per l'inquinamento da FAS, ma già se ne riparlerà a settembre. La prossima udienza è fissata per il 16 settembre alle 9:30. In aula, in corte d'assise, il collegio giudicante presieduto dal giudice Antonella Crea con il giudice a latere Chiara Cuzzi e la giuria popolare con la fascia tricolore. Assenti gli imputati rappresentati dai propri legali. Una prima udienza fondamentalmente tecnica. Il momento più saliente è la costituzione delle parti, delle nuove parti civili costituenti. E i difensori degli imputati hanno già preannunciato una richiesta di termini per esaminare la documentazione depositata e per formulare eventuali eccezioni. Salgono a oltre 300, quasi una novantina in più rispetto all'inizio, le associazioni, comitati, enti pubblici e singole persone, ed oggi anche ASL di Verona, Vicenza e Padova, che si sono costituite parte civile in quello che nelle aspettative dovrebbe essere un processo destinato a lasciare il segno. Intanto le prime battute sono a rilento tra problemi di audio tra l'aula principale e una seconda, dove hanno trovato posto molti avvocati di parte civile, di distanziamento sociale per le misure anti-Covid ed una burocrazia tecnico-pratica che allunga i tempi d'attesa. Il fatto stesso che sia un processo di corte d'assise richiede dei tempi tecnici, soprattutto alla partenza, che rendono un po' macchinoso il lavoro. Noi confidiamo che questa macchina parta. Telecamere in aula ammesse solo in tarda mattinata, dopo che è stato fatto presente l'interesse sociale del processo, ma tenute a debita distanza. Esclusi invece fotografi e telecamere di uffici stampa di alcune parti civili, come chiesto dagli avvocati e degli imputati. A Venezia è giallo per il ritrovamento di un cadavere che questa mattina galleggiava in laguna. Si tratta di una signora anziana dell'isola della Giudecca. Un corpo senza vita è fiorato dall'acqua questa mattina all'isola della Giudecca a Venezia. Si tratta di una signora oltre settantenne veneziana e residente nell'isola, di cui i parenti non avevano più notizie dalla tarda serata di mercoledì, motivo per il quale nella stessa serata si sono recati a sporgere denuncia dai carabinieri. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza e al momento si presume che l'anziana si sia gettata in acqua volontariamente o comunque che sia stata vittima di un tragico incidente. Il cadavere è avvistato da alcuni passanti intorno alle 6:30 di stamane. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e l'hanno riportato a riva nei pressi della chiesa del Redentore. Constatato il decesso, i carabinieri del nucleo natanti della sezione della Giudecca hanno avviato le indagini per risalire all'identità della persona e alle cause del decesso. Marostica, 4 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti d'Italia del gruppo ABB, mentre prosegue lo sciopero ad oltranza appunto nella sede di Marostica. Siamo lì. Caso ABB, ai lavoratori della sede di Marostica arriva ora la solidarietà anche dei dipendenti delle altre sedi italiane della multinazionale. La FIOM CGIL infatti ha proclamato per venerdì 2 luglio 4 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Oggi ancora di più serve una risposta di solidarietà e di mobilitazione da parte di tutta ABB, si legge nel comunicato. Insomma, la protesta si allarga e tornano a prendere posizione anche i sindaci del territorio con una nuova lettera con la richiesta di supporto alle istituzioni. Primo destinatario il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Come sindaci facciamo ancora fronte comune proprio per chiedere questa volta a tutte le istituzioni, dal Ministero alle varie commissioni parlamentari, di chiedere un punto fermo ad ABB e di sedersi di nuovo al tavolo della trattativa per salvaguardare gli interessi dei lavoratori. Non si possono trattare le persone così e non si può nemmeno non ascoltare le proposte propositive che arrivano dal territorio, visto che ci sono in questo caso. E ancora il sindaco di Marostica, Mozzo, si rivolge direttamente ai vertici di ABB perché tornino al tavolo delle trattative e prendano finalmente in considerazione la proposta di acquisto arrivata da un imprenditore della zona. Che si mettano una mano sulla coscienza, perché sapere che su un territorio dove si dà una disponibilità di salvaguardare le persone, sono persone, non oggetti. Dobbiamo ricordare, dietro ad ogni lavoratore ci sono delle famiglie. Ieri a manifestare c'erano dei genitori con anche i bambini piccoli, bisogna pensare a loro, al loro futuro. Ora a Vo Euganeo, provincia di Padova, sono stati consegnati dei soldi per la ricerca, il progetto Vo per la ricerca. Vediamo.
130.000 euro consegnati stamattina dalla cantina Colli Euganei, impegnata a finanziare la ricerca, più precisamente per il progetto Vo per la ricerca. I fondi sono stati destinati al Dipartimento di Microbiologia Università di Padova per la lotta al coronavirus. Noi li abbiamo utilizzati principalmente per monitorare la risposta immunitaria delle persone che a VOS erano infettate durante la prima ondata, e questa è un'informazione preziosa perché ci permette di capire per quanto tempo, per esempio, una persona infettata rimane protetta. È un'informazione che ha anche una grande valenza poi per progettare anche misure di sanità pubblica, perché se uno sa che delle persone dopo che sono state infette sono protette per 1 anno e mezzo, cambia completamente. Il rettore uscente di Padova, Rosario Rizzuto, presente stamattina, ha sottolineato come il contributo della cantina Colli Euganei sia di fatto da interpretare come una visione per il futuro, mentre è stata sottolineata anche la difficoltà da parte della cantina di sopravvivere in tempi di Covid in un territorio particolare come quello euganeo. L'importante per noi è il messaggio che è passato in quel momento. Il messaggio è stato capito, recepito e i risultati si sono visti. La bottiglia non per niente si chiama, l'etichetta che avete visto si chiama Vo. Grande la risposta del pubblico, che ha abbracciato l'iniziativa in aiuto alla ricerca con l'acquisto di ben 130.000 bottiglie, numero che ha superato le aspettative iniziali che si aggiravano sulle 100.000. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. La massa d'aria sahariana si fa da parte, lasciando spazio a correnti più fresche che attenueranno lievemente il caldo e l'afa. Vediamo il dettaglio di venerdì 2 luglio. Sul Veneto il contesto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane non si esclude lo sviluppo di modesti annuvolamenti sulle zone montane che potranno dare luogo anche a locali precipitazioni. Temperature in lieve diminuzione, si smorza dunque la canicola, minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui avremo bel tempo, tanto sole dappertutto, sui rilievi occasionali acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 22 gradi, massime sui 27-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento dappertutto, sui settori alpini di confine nelle ore pomeridiane qualche rovescio. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.